Questa trasmissione è offerta da DS Traction and Service. I needed somewhere to hang my head without your news. You gave me something that I didn't have, but had no use. I was too weak to give in, too strong to lose. My heart is under arrest again, but I break loose. My head is giving me life for death. Ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici. I colori dell'autunno sono protagonisti qui sul Monte di Buia, terra evidentemente di tante feste, perché poco più avanti c'è una struttura che ha ospitato tanti eventi, poco prima qui sulla sinistra c'è il Museo delle Medaglie, un'esposizione che di fatto è permanente, ma c'è qualcosa in più. La mostra di Anna Maria Fanzutto, che salutiamo perché oggi è indisposta, ma ci sta guardando in questo momento. Cercheremo di raccontare la sua esposizione nel miglior modo possibile. Un luogo, questo dicevamo, Monte di Buia. C'è Stefano De Bellis, che è il neopresidente della Proloco, un volto noto del mondo del volontariato buiese, che di fatto ha ben visto questa esposizione che andremo a visitare assieme al Museo d'Arte della Medaglia della città di Buia. Ciao Stefano. Buongiorno, ciao. Allora, intanto l'ho detto in fase di premessa, dove siamo? Allora, siamo a Monte di Buia, questa piccola borgata direi molto bella, caratteristica, no? Come si può vedere anche dalle case circostanti, insomma manteniamo un po' quello che è lo storico anche delle borgate di una volta. Abbiamo l'importantissima pieve di San Lorenzo, che è una delle principali chiese del comune, che è stata ristrutturata poi col terremoto. Quindi è una borgata che ci teniamo anche molto, un po' il nostro fiore all'occhiello, no? Ecco Stefano, qui si respira una pace incredibile. Sì, è anche questo il vantaggio di essere in mezzo alla natura, in mezzo al verde e in un borgo piccolino caratteristico. È molto bello. Ecco, vedete che questo cagnolino è venuto a darci il buongiorno, il suo padrone, evidentemente fra le persone che scelgono quest'area per venire a farsi una camminata. Lo vediamo là in fondo con un altro amico dell'uomo a quattro zampe, e là in fondo vedete che il cane evidentemente è molto interessato, De Bellis, a quello che stiamo dicendo, e non sta considerando le richieste del suo padrone. Dicevo che qua poco distante c'è un'area piuttosto grande, vetrata, dove si svolgono degli eventi. Sì, è la struttura di Monte di Buia, fatta circa 15 anni fa, e poi col tempo migliorata, insomma, tutta l'area, e a gestione della Proloco fino a fine mese di settembre. Adesso stiamo vedendo con il comune di aggiornare questa concessione, perché è il nostro luogo dove facciamo la tipica e la tradizionale fiesta di primavera, le prime 2 settimane di giugno. Senti, dentro questa costruzione in sasso, bellissima, c'è il Museo della Medaglia, ma poi c'è la mostra di Anna Maria Fanzutto. Perché? Allora, perché nel Museo della Medaglia? Perché è un punto di riferimento per la cultura buiese. Ricordiamo che Buia è proprio la città della medaglia, dove c'erano mastri che coniavano anche le battaglie. Addirittura c'è un buiese che ha lavorato alla Zecca di Stato, quindi insomma è un punto caratteristico, per cui come anche in passato con altri artisti ci siamo sentiti di prendere questo luogo insieme, insomma, grazie anche all'autorizzazione comunale, per fare la mostra di Anna Maria Fanzutto. Naturalmente per la scelta dell'artista e di tutto quanto è stato un percorso lungo, che ha cominciato il presidente prima di me, Annalisa Balandini, che saluto e ringrazio anche per il lavoro svolto, e c'è stata una selezione, un ragionamento su questo, un po' anche per vedere le caratteristiche dell'artista, le caratteristiche delle sue opere,
e ci hanno portato insomma alla scelta di Anna Maria Fanzutto. Volevamo dare un segnale di valori. Vedremo dopo. Anna Maria interpreta sempre un qualcosa che dia un valore di unione, di famiglia, di un qualcosa di stretto, di privato, no? E quindi ci sembrava che in questo periodo i valori sono una cosa importante, che dopo sono i valori che difendono anche la Pro Loco e il volontariato. De Bellis di fatto, vedete, ha messo il marchio perché questo è un territorio a alta densità associativa, ci sono tanti sodalizi e la Pro Loco guida diverse manifestazioni lungo tutto l'anno, ma li abbiamo conosciuti proprio io e Chiara arrivando da queste parti, abbiamo detto veniamo molto spesso a Buia, è un'associazione, un sodalizio sulle 4 stagioni, voi siete sempre presenti. Sempre presenti sul territorio, che è una cosa molto importante, perché la Pro Loco insieme ai suoi volontari deve dare il segnale che il volontariato c'è, che Buia c'è, e quindi è molto importante anche la trasversalità del lavoro, quindi dalle sagre alle feste, ma anche alla cultura e alle tradizioni. Allora, con Stefano adesso noi ci spostiamo, guardate che belle che sono queste foglie che sono la carta d'identità di questo autunno a Buia, anche se le temperature sono tutt'altro che autunnali e sembrerebbe proprio che l'inverno sia molto lontano, ma magari la colonnina del mercurio si abbasserà rapidamente, ma la colonnina della curiosità per vedere che cosa ha combinato Anna Maria Fanzutto dal punto di vista artistico è tanta, e quindi vogliamo entrare assieme alla nostra Chiara Miscoria, che mi dice puoi andare, io entro, cara Chiara, passo da questa parte e salgo appunto su questa piccola salitina e entriamo al Museo delle Medaglie che ospita la mostra di Anna Maria Fanzutto. Allora, con Stefano De Bellis, presidente della Pro Loco, entriamo al Museo d'Arte della Medaglia di Buia e trovo una buiese doc, ovvero sia l'europarlamentare Elena Lizzi, che conosce molto bene questa struttura perché l'ha vista nascere, ha concorso in prima persona alla costruzione di questa Casa della Cultura. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti prima di tutto. Sì, diciamo che la conosco abbastanza bene perché oltre ad abituarci ci ho lavorato parecchio ed è stata la prima sfida da amministratore locale, che è stata quella di portare l'appena nato Museo d'Arte della Medaglia, che si trovava a Santo Stefano, in una sede più adeguata, più consone alla portata, insomma. E quindi diciamo già dal 98 ho cercato finanziamenti, poi con l'amministrazione comunale dell'epoca e quelle successive si è fatto tutto un grande lavoro per dare prestigio alla collezione e accogliere donazioni che sono arrivate via via nel tempo. Allora, noi adesso entriamo nel museo, perché poi parleremo di quella che è l'esposizione Anna Maria Fanzutto. Dobbiamo dire, Lizzi, come nasce questa struttura? Sì, diciamo che negli anni '80, a seguito delle celebrazioni del millenario della città di Buia, l'amministrazione comunale e un gruppo di persone molto volenterose avevano cercato di raccogliere la testimonianza di quest'arte specifica di Buia attraverso delle manifestazioni che si erano, diciamo, diffuse sul territorio. Alla fine degli anni 90 questa collezione, anche grazie all'intervento e all'impegno di Piero Monassi, l'attuale incisore, diciamo, nostro di riferimento, che ha origini buiesi, che ha avuto incarichi prestigiosi, sono state raccolte una serie di opere, diverse opere, che sono state accolte in una prima sede, in quel di Santo Stefano, che era una sede però provvisoria, e successivamente poi traslate in questa sede, dove abbiamo potuto naturalmente esporre al meglio le opere dei maestri incisori buiesi, ma dove lo stesso Piero Monassi ha
seguito, diciamo, e ha donato proprio la sezione didattica come nasce una medaglia, perché molto spesso è complicato anche far capire la differenza, che cos'è la medaglia, la differenza tra medaglia e moneta, perché è importante la medaglia. Magari oggi abbiamo altre medaglie di cui parlare, però al di là del significato proprio dell'oggetto in sé, c'è proprio uno studio per la rappresentazione delle figure che vengono scelte per significare proprio un messaggio. Quindi Piero Monassi ha donato la propria creatura, proprio perché i visitatori potessero anche capire tutte le varie fasi del procedimento della creazione, dal disegno ai calchi fino alle fusioni, per poi passare eventualmente alla parte successiva, perché all'interno della tradizione buiese della medaglia poi noi spesso sentiamo parlare anche di moneta, di zecca dello Stato, quindi è importante anche distinguere le due cose. Quindi qui abbiamo la sezione didattica, come vi dicevo, e poi abbiamo la collezione sui maestri incisori buiesi, dove sono esposti attraverso dei piccoli mobili che permettono il cambio continuo delle esposizioni, le opere principali dei maestri e incisori buiesi, che sono 13 alla fine, quindi insomma è una collezione di grande valore. Ecco, li vediamo proprio qui in vetrina: Pietro Giampaoli, Guerino Mattia Monassi, Piero Monassi, e poi c'è Enore Pezzetta, li nominiamo tutti, Arnaldo Baldassi, Pietro Galina, Troiani, e poi c'è Luigina Già Osso, e ancora Giuseppe Baldassi, maestri e incisori buiesi, Vittorio Giampaoli e Celestino Giampaoli, veramente in tanti. Possiamo anche aggiungere che recentemente, dopo una lunga traversia, l'amministrazione comunale ha potuto acquisire al proprio patrimonio anche, diciamo, l'eredità culturale artistica di Guerino Mattia Monassi, che fu capo incisore alla Zecca dello Stato subito dopo Pietro Giampaoli. Quindi il museo continua a lavorare, accoglie collezioni, accoglie donazioni, di solito anche venivano prima del Covid naturalmente organizzate delle mostre, delle manifestazioni ad hoc, proprio per valorizzare questo patrimonio che ci caratterizza, ci distingue dalle collezioni che sono sul territorio regionale, e una collezione che è accompagnata comunque da un piccolo nucleo, diciamo, storico, archeologico, che vedete nelle altre sale. Allora, vediamo se l'europarlamentare rimane ancora qualche minuto con noi. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi scendiamo di un piano, perché andiamo a esplorare quella che è la mostra di Anna Maria Fanzutto. Rest again, but I break loose. My head is giving me life for Ed eccoci, seconda parte di questo approfondimento dedicato al Museo della Medaglia, Museo d'Arte della Medaglia, ma soprattutto alla mostra di Anna Maria Fanzutto. Ecco, questa è il sindaco o sindaca, Pezzetta? Sindaco. Sindaco di Buia. Tra l'altro è la prima volta che la intervisto da quando ha iniziato a indossare la fascia tricolore. Allora, intanto come l'amministrazione comunale come saluta questa mostra? Beh, certamente siamo onorati di avere una concittadina che espone le sue opere in un museo che tra l'altro è un punto di riferimento anche per la cultura buiese. Questo è il Museo d'Arte della Medaglia della città di Buia, è un unicum a livello nazionale, perché appunto sopra sono esposte le opere dei maestri incisori buiesi, e questa è diciamo la parte, no, la sala dedicata alle mostre temporanee, sala che tra l'altro è stata rinnovata anche per quanto riguarda l'illuminazione, le luci, da pochi anni, in questi ultimi 3 anni, da parte dell'assessorato alla cultura. E qua approfitto per portare appunto i saluti miei dell'amministrazione comunale e naturalmente anche dell'assessore alla cultura Alberto Guerra, che oggi non ha potuto essere qua, ma che comunque
ha contribuito diciamo anche attraverso il proprio lavoro alla mostra. Naturalmente è doveroso un ringraziamento all'artista, alla maestra Anna Maria Fanzuto, che qua oggi non c'è, ma c'è il marito che saluto, Renzo Lorenzini, e un ringraziamento in particolare anche al presidente della Probuia Stefano De Bellis, e a quanti hanno collaborato all'organizzazione e anche all'allestimento di questa splendida mostra. Ecco, Pezzetta, vedo qui una delle opere, c'è una frase, donare, donarsi, è un po' quello che succede per i sindaci oggi e gli amministratori, cioè donate il vostro tempo libero, qualche volta non si dorme di notte. Beh, questo purtroppo, ahimè, è anche la realtà di molti sindaci. Ci sono molti impegni e naturalmente, visto anche il contesto nazionale e internazionale, ci troveremo ad affrontare anche delle difficoltà che speriamo appunto di superare, e pertanto diciamo che l'impegno c'è, è massimo, e naturalmente non ci sono orari, però c'è molta passione, c'è molto desiderio diciamo di contribuire anche al benessere dei cittadini e per il nostro paese, naturalmente portare avanti comunque delle opere che contribuiscano a facilitare anche la vita, no, delle persone. Ecco, quindi probabilmente la mostra di Anna Maria Fanzuto ha un ruolo quasi vi rilassa anche un sindaco che può essere un po' tirato in questo periodo. Sì, certamente. Allora, queste opere hanno una particolarità, sono tutte molto molto delicate. Sono opere che donano serenità, evocano emozioni, parlano di maternità, ci sono molti bambini raffigurati, c'è molta delicatezza, no, nel raffigurare anche nel raccontare delle storie, perché tutte queste statue evocano diciamo delle storie passate anche da parte dell'artista. Io noto qualcosa che mi ha diciamo colpito, no? Questi sentimenti, questi piccoli gesti d'amore, questi gesti quotidiani delle carezze, gli abbracci, i sorrisi, gesti ai quali non siamo più tanto abituati. Purtroppo c'è stata questa pandemia che ha allontanato anche i cittadini, manteniamo tutti un po' le distanze, siamo diventati più diffidenti. Anna Maria Fanzuto invece ripropone in queste opere gesti, piccoli gesti che contribuiscono diciamo a creare quella socialità, no? A ricreare quelle emozioni per la quale tante volte non siamo abituati, e pertanto diciamo è un grande valore, ecco, per tutti noi visitare questa mostra, anche perché c'è una capacità artistica notevole in tutto ciò, crea veramente diciamo delle opere con un grande significato. Come dicevo prima, ci sono proprio dei racconti che lei fa, no? attraverso le sue esposizioni, e mi auguro insomma che i visitatori, approfitto per invitare gli ascoltatori a venire a visitare la mostra, che è aperta fino al 31 ottobre. Ecco, è possibile, ipotizzabile che questa mostra possa essere prolungata? Vediamo, se possibile certamente, questa è un'opportunità. Mi auguro che ce ne siano altre anche in futuro, perché Anna Maria Fanzuto è una persona molto attiva, e ci auguriamo, oltre nel poter prolungare questa mostra, di averla nuovamente con noi qua in futuro, perché, torno a dire, è un valore aggiunto per i nostri cittadini, ma anche per i visitatori di tutto il Friuli. Allora, grazie Sindaco. Il primo cittadino di Buia parlava di abbracci, parlava di maternità, e mentre il sindaco di Buia parlava mi venivano in mente quegli anziani
costretti nelle case di riposo, che pur di sentire il calore, seppur protetto, dei propri cari, avevano quei teli trasparenti in nylon e l'abbraccio di tanti figli alle proprie madri o di tanti nipoti alle proprie nonne. E questo è una madre che di fatto veglia sul proprio figlioletto, ed è una delle, e infatti non a caso si chiama Tenerezza, una delle opere di Anna Maria Fanzutto. E qui c'è la frase a cui facevo riferimento prima, il donare e il donarsi, ma c'è anche la Marilenghe Latiere e tenare di tenare, e vedi che è il mattino e Paroni ogni tanto sbaglia, e quindi sbagliare è umano. Chi è questa signora che giustamente mi ha corretto, Presidente? La signora è la Mirella Comino, è una persona veramente, veramente preziosa per le memorie, per la cultura buiese, ed è incredibile sempre in ogni suo lavoro, e oltretutto ha curato appunto il libro della mostra di Anna Maria Fanzutto insieme ad Egidio Tessero per le fotografie. E si chiama Respiro dell'anima, ma siccome a me piace, quando sbaglio voglio tornarci perché non voglio sbagliare più, quindi è latiare, lo dico come lo direi dalle mie parti, qua si dice latiere, e è tenere. Che cosa vuol dire? Venga, curatrice, questa frase, poi tornerò più da lei in maniera più diffusa. Questa frase è stata tratta da una poesia molto bella che era stata scritta dal nostro compianto Domenico Zanier, ed era stata proposta in una mostra dei primi anni 2000, e ricorda proprio la madre, la figura della madre, una poesia molto intensa che la Fanzutto ha fatto propria per esprimere attraverso questa figura della donna col bambino tutta la tenerezza, quindi la piere e tenere di Chiant, perché il canto attraverso la madre può scaturire anche dalla pietra. Che è così dura e invece... Che è così dura e che invece ha un cuore che naturalmente provvede e pensa e cresce, e fa crescere il suo piccolo. Senta, qual è secondo lei l'opera simbolo di questa mostra? Sono tutte assolutamente apprezzabili, però se dovessimo selezionarne una. Io credo che l'opera simbolo si debba considerare oggi, per attualità e per il messaggio che lancia, quella che troviamo all'ingresso dalla parte opposta della mostra, che è quella che si propone sulla copertina del catalogo. È una madre che tiene sulle ginocchia un figlio che sembra rievoca la figura di un crocifisso, perché si trova abbandonato sulle ginocchia della madre con le braccia aperte, ed è il risultato della guerra. Naturalmente, sicuramente per la Fanzutto il motivo ispiratore è stato purtroppo il terribile momento che stiamo vivendo, però voglio dire, nella sua sensibilità, che è una sensibilità antica di gente per bene, rappresenta un po' tutte le guerre. Qui c'è la maternità, c'è il dolore, c'è il senso di frustrazione del non poter fare niente per evitare questo dolore, però le opere di Anna Maria Fanzutto non sono mai volte al negativo, normalmente sono sempre opere che guardano al meglio, al profondo dell'anima, per cui anche qui è una sorta di pietà, ecco, una pietà dei giorni nostri, con questo bambino che lancia un grido di dolore ma anche di speranza al mondo: fermatevi, perché non si può andare avanti così.
E intanto ci fermiamo anche noi, Comino, perché dobbiamo andare in pubblicità. Approfitto dell'occasione perché oggi, tra l'altro, sarà un caso, compie gli anni mia mamma, quindi tanti auguri e noi andiamo in pubblicità. Auguri anche da parte nostra. Certamente, chiaramente, cara come Comino. è una mamma, insomma. Hai voglia, ma parleremo delle mamme più tardi. Andiamo in pubblicità. Rest again, but I break loose. My head is giving me life for death. Terza parte di questa trasmissione che dedichiamo a Buia, ma in particolare a Anna Maria Fanzutto, e abbiamo parlato prima molto di maternità con la curatrice Comino, ma andiamo da questo signore che si chiama, Renzo Lorenzini. che conosce molto bene Anna Maria Fanzutto. Sì, viviamo insieme dal 66. Senta, noi siamo partiti con questa immagine. La Fanzutto ha voluto rappresentare lei su questa poltrona. Perché la mia gran passione è proprio la pennichella, quindi è un po' il mio ritratto, insomma. Ecco. Cosa sta leggendo? Ma i soliti giornali, libri, non ho presente quello che lei abbia scritto lì, bisognerebbe andare a curiosare un po'. Comunque sarà una delle cose che leggo io, insomma. Senta, che moglie è la Fanzutto? È una persona molto attiva, molto impegnata nei suoi lavori, lavora sempre, soprattutto di notte. Di notte? Di notte quando c'è silenzio, quando c'è calma, non si sente niente, lei lavora. Senta, si è mai sentito trascurato? No, assolutamente no, perché la nostra vita è una vita abbastanza vicina, abbastanza unita, ecco. Senta, ma la Fanzutto dove crea? Sempre a casa sua, a casa sì, dove noi abitiamo, insomma, a Buia, in una casa a Buia, abbiamo una casa soli, in mezzo al verde, e lì lavora, tranquilla. Senta, è la prima volta che la... No, ha fatto altri ritratti, anche più realistici, diciamo, ecco. Ma lei si ritrova qua? Sì, certamente. Lei è scalzo, quindi è super rilassato qua. Ma lei ha la passione per i piedi, di solito nelle sue sculture trova molti piedi scalzi, raramente con le scarpe. Ecco, qui prima parlavamo di maternità. Quando siamo vicini alle nostre mamme ci sentiamo più sicuri. Il fatto di essere scalzi vuol dire che lei si sente sicuro dove poggia i piedi, no? Certamente, molto sicuro, sì. Lei ha una gran passione per queste figure, per questi personaggi e li realizza, direi, molto realisticamente. Senta, poi lo chiederò anche alla Comino, come si è modificata artisticamente? È migliorata, si è raffinata? Allora, lei ha fatto l'insegnante per tutta la vita, sì, la vita lavorativa, e lavorava anche con i bambini, solo che durante il periodo scolastico faceva cose molto piccole perché non era possibile. Poi quando è andata in pensione nell'85 si è data veramente anima e corpo alla scultura e alla pittura. Senta, qui sono rappresentate persone che hanno rappresentato qualcosa di importante nella vita di Anna Maria Fanzutto. Certo. Quello è il ritratto della madre giovane, quello è il ritratto della nonna quando era giovane e questo è un ricordo della sua infanzia, della nonna, che un episodio molto piacevole. Ce lo racconti? Niente, si tratta della nonna che aveva uno scialle di lana e andando a messa era seduta vicino alla cugina infreddolita e lei ha tagliato il suo scialle a metà, per cui l'opera ha come titolo Me nonne ere San Martin. Lei mi ha anticipato, infatti ricorda il passaggio appunto di San Martino che si ricorda l'11 di novembre e taglia un pezzo del suo mantello. Certamente, è una cosa molto piacevole, le è venuta molto bene, direi, è molto realistica ed è apprezzata dai visitatori che chiedono tutti il significato di quel gesto. Senta, lei nella vita cosa ha fatto? Io ho fatto l'insegnante elementare e il dirigente scolastico. Ecco, senta, ma quindi così stacchiamo un attimo da quella che è un po' l'ufficialità artistica, ma la Fanzutto oltre a creare a casa, cosa fa? Cosa le piace fare? Gestisce molto bene la casa, è un'ottima cuoca,
Cosa fa bene da mangiare sua moglie? Varie cose, adesso io non sono un buon gustaio, però quando mi mette il piatto davanti le cose sono sempre buone. Lei la ama, si capisce profondamente. Certamente, certamente. Io ho fatto l'autista perché nelle mostre che abbiamo fatto io in genere portavo le opere in giro con la macchina. Quindi ritengo che lei sia un uomo che ha tanta pazienza. Ma penso di sì. Anche come insegnante credo di aver esercitato la mia pazienza, insomma. E la Comino in che rapporti è con la Fanzutto? Erano colleghe a scuola, è stata collega mia, collega di mia moglie, abbiamo vissuto una vita professionale assieme per parecchi anni. Comino, venga da questa parte, io vedo delle colombe e questa è una donna con qualcosa di bianco tra le mani. Quest'opera si intitola Radici ed esprime molto bene il concetto che Anna Maria Fanzutto ha del valore dell'esistenza. Dobbiamo rimanere ancorati saldamente alle nostre radici, però guardare sempre verso il cielo. Tant'è vero che queste colombe sono in volo verso la scultura che rievoca la guerra, quindi sono portatrici di pace. Ecco, la nostra Chiara sta riprendendo queste colombe sospese e quella è proprio l'opera che dà il benvenuto, se si può dire, e cavalca l'attualità del momento, no? Sì, chiaramente come tutti gli artisti, anche la Fanzutto rimane colpita dall'attualità e quindi sente il bisogno di fare qualcosa che sia legato all'attualità. E quindi nella primavera appena passata ha realizzato quest'opera che abbiamo deciso di mettere come opera che annuncia il catalogo e che è il contrassegno della mostra perché è l'ultima nata ed è quella che esprime in questo momento proprio una situazione di attualità purtroppo dolorosa, ma anche capace di coltivare speranza, ecco. Senta Comino, questi sembrano essere un po' i bagliori di Kiev, no? Sotto Sì. le bombe. È un basamento un po' tipicamente friulano, il Madon, no? Sì, la Fanzutto esprime valori, io dico archetipi, o meglio, non lo dico io, lo dice un grande come Carlos Gorlón che ha commentato alcune opere che lei ha realizzato nel tempo. Sono concetti e valori molto radicati profondamente nell'anima più antica, ma lei è sempre ancorata alla sua realtà locale, non per niente le è stato anche assegnato il premio Buiesità proprio perché è capace di illustrare, di portare avanti quest'immagine di Buia e della sua storia. Quindi il mattone ci sta perché esprime la casa secondo la nostra visuale friulana, però secondo forse la visuale un po' del mondo intero. Ecco, la casa violata, vedete di fatto questi coci, quante case sono state e vengono abbattute anche in questo momento dai missili fra Russia e Ucraina. La casa che è un bene primario e come per noi friulani, e il titolo è Che t'han fatto figlio mio, e vedete questa donna chinata verso il proprio figlio che fa quasi da scudo a quel bambino che tiene tra le mani l'orsacchiotto che è uno dei suoi giocattoli. Sì. Sì, infatti è proprio perfetta la descrizione che ne ha fatto. Un'altra opera che ricorda la tragedia della casa perduta ed è anche della vita perduta è quella che si trova nella saletta di mezzo, è una installazione formata da 4 gruppi scultorei che ricorda un fatto veramente accaduto e peraltro molto noto dei tempi del terremoto della notte tra il 6 e il 7 maggio con la madre che allatta il piccolo sotto le macerie, riesce a salvargli la vita anche se la sua vita va perduta e
c'è un filo rosso di continuità che, partendo dalla felicità di una famiglia che è stata interrotta bruscamente a causa del terremoto, riesce a portare avanti nel tempo la nascita di una nuova famiglia che è rappresentata dall'ultimo gruppo scultoreo. Quindi è un'opera particolarmente significativa e rievocativa di questo amore per la famiglia, per la maternità, per il dono d'amore della maternità e per la casa. Allora, Comino, noi adesso ci fermiamo con un po' di anticipo, ma recupereremo nella quarta parte, che vorrei iniziare proprio dalla scultura, che vorrà essere un po' una sorta di inno al ricordo dei 1000 morti del sisma del 1976, terremoto che purtroppo non risparmiò neppure la terra buiese. A tra poco. Rest again, but I break loose. My head is giving me life for Quarta e ultima parte di questo approfondimento sulla mostra di Anna Maria Fanzutto. Siamo nel Museo della Medaglia, Museo d'Arte della Medaglia a Monte di Buia, poi magari vi daremo qualche informazione in più, lo facciamo subito se non mi dimentico. Può essere visitabile fino alla fine di ottobre, salvo una proroga. In che orari? In cui speriamo, voglio dire nella proroga, e il sabato mattina dalle 10:30 alle 12:30, anche la domenica mattina, stesso orario, e nel pomeriggio dalle 4 alle 7. Allora, Comino, noi abbiamo parlato di quell'immagine molto rappresentativa del sisma. Sì, questa è una installazione divenuta ormai abbastanza famosa perché è stata presente in altre mostre realizzate dalla Fanzutto. Dicevo di 4 gruppi scultorei che rappresentano 4 momenti. Nella prima postazione, chiamiamola, la famiglia felice che accoglie tra le braccia il nuovo nato. Viene il terremoto e la famiglia naturalmente ne subisce le conseguenze con la perdita della casa, che è raffigurata anche nella fotografia di sfondo. L'episodio piuttosto noto è proprio quello della madre che ha protetto col suo corpo il piccolo e pare lo abbia anche allattato per evitare che si disidratasse, ovviamente. E questo è rappresentato nel secondo gruppo. La terza scultura raffigura il bambino che cresce, che ha alle spalle la madre comunque presente anche dall'aldilà, tant'è vero che gli dice: cresci che io ti starò accanto. E quindi si sente protetto comunque dall'amore della madre, nonostante la sua presenza fisica sia alle spalle, sia ormai persa, ecco. L'ultimo gruppo è il più recente ed è quello che raffigura la nuova famiglia di questo ragazzo che è diventato grande e che ha avuto a sua volta un bambino. E quindi ha qua 46 anni, scrive nel librettino lì, 46 anni di distanza, c'è la speranza di andare avanti verso una nuova vita, e la continuità è rappresentata da questo filo rosso che attraversa i vari momenti e approda poi a Osoppo ricostruita con la raffigurazione della stessa via, però fortunatamente rinata dalle macerie. Le opere in terracotta sono di Anna Maria Fanzutto, mentre le fotografie sono di Egidio Tessaro, che è anche, oltre che collaboratore prezioso sempre nella scelta della parte grafica, è proprio colui che ha progettato la parte grafica e che ha fatto il servizio fotografico. Allora io vado da Egidio, che saluto e ringrazio. Intanto cominciamo a commentare quell'immagine. Lei all'epoca quanti anni aveva? 27 anni. All'epoca io mi ricordo il 7 maggio, la mattina all'alba sono partito con la macchina fotografica a fotografare per Buia. Poi è giunto un
corrispondente di un giornale svizzero che non conosceva l'italiano, io lo accompagnavo e siamo andati in prefettura a farci fare il permesso per poter girare per i vari paesi, perché erano tutte zone rosse e ti bloccavano l'ingresso. Allora questo l'ho fatta ad Osopo, qui si vede le persone che cercano di portare con sé quello che riescono a recuperare nelle case. La seconda foto l'ho fatta all'epoca del terremoto nell'Emilia, perché abbiamo avuto dei rapporti con il paese di Camposanto in provincia di Reggio Emilia, che era stato un paese anche colpito dal terremoto, e abbiamo portato giù alcune foto scattate nella stessa inquadratura all'epoca del terremoto nostro e poi con la ricostruzione, anche per dare un messaggio di speranza a queste persone che si può risollevarsi, diciamo, da queste catastrofi. Ecco, fa un certo effetto vedere quella signora con, non so se è un sacchetto di plastica. E vedo anche una pala sullo sfondo. Sì. Ecco, che immagine ha di quelle ore? Sono immagini indimenticabili, soprattutto poi anche quelle dei funerari nel cimitero nostro, tutte queste bare, il riconoscimento dei corpi che si facevano lì, sono cose che ti segnano, ecco. Comunque l'importante è poi vedere quello che si può fare, ecco, questo è il segno di speranza. E l'evoluzione che ci ha familiare, che ci ha spiegato la Comino, la famiglia felice, poi quella madre che protegge il bambino e quei pezzi di legno che cosa sono? Rappresentano sostanzialmente le macerie di una casa distrutta, il momento tragico in cui si perde tutto e sembra che tutto si fermi. Sicuramente sì. Ecco, quante foto ha scattato all'epoca? Tante, se non mi ricordo, sì, diverse centinaia, certamente. Che macchina usava? Una macchina, all'epoca avevo una Biottica Yasica, era la copia povera delle Rolleiflex, e poi avevo anche una Rolleiflex Reflex con un'ottica fissa al 50 mm, quindi niente di particolare. Ecco. Allora, noi adesso, Comino, andiamo da questa parte, perché giustamente la Miscoria nella pubblicità mi ha detto ma io non ho ancora ripreso che cosa? Cosa non abbiamo visto ancora? Una panoramica della mostra l'abbiamo vista, però non abbiamo puntato l'attenzione su forse alcuni particolari, come per esempio il ricordo di grandi personaggi come Ciro Angeli nel dipinto, Pasolini attraverso i versi di una poesia, Tina Modotti così anche lì per ricordare il centenario, e qui alle sue spalle un buiese scomparso, un alpinista scomparso nei primi anni 70, forse era il 70 proprio, Angelo Ursella. Questi personaggi sono l'omaggio che la Fanzutto fa così all'incontro con la comunità, quindi con altre realtà esistenziali che hanno vissuto la loro vita e in alcuni casi hanno dato tanto alla cultura oppure allo sport oppure il contributo che si dà per la propria gente. Ecco, una Fanzutto mi sembra di capire che celebra il suo territorio. Sì, la Fanzutto celebra il suo territorio perché probabilmente perché tutta la sua vita è stata filtrata dalle esperienze compiute sul territorio. Nata in una straordinaria famiglia, non solo amorevole, ma anche intelligente, creativa, con la madre insegnante, il padre che aveva il dono di amare la musica nonostante facesse tutt'altro dal punto di vista professionale, e poi le esperienze di contatto con l'arte pugliese del Novecento, ma la grande arte pugliese, perché si parla di Maria Forte che lei frequentava quotidianamente, si parla dei Monassi, di Guerino Monassi che aveva lo studio a pochi passi da casa sua, si parla poi di altri incontri con Ennore Pezzetta, altro grande della scultura e della ceramica di Buia,
e anche con i Giampaoli. Quindi la sua esperienza umana è stata la base del suo arricchimento artistico. Lei l'ha solo filtrato attraverso la sua visuale e il suo crescere, ecco. Senta, oltre quel muro c'è quella donna con dei bambini attorno. Chi è? Il gruppo si intitola Madre o Maestra. Io penso sicuramente maestra. Anna Maria Fanzutto è stata, dal mio punto di vista, ma l'ho conosciuta abbastanza bene per poterlo affermare tranquillamente, ho conosciuto la scuola abbastanza bene da poterlo dire con tranquillità, è stata, io credo, una delle migliori maestre che Buia ha avuto. Perché ha saputo non solo interpretare i tempi nuovi con molta generosità e con molta intelligenza, ma ha anche saputo capire la diversità dei bambini, a tutti ha riservato il modo e il tempo per dare quello che potevano dare e quindi ha reso l'esperienza scolastica ai bambini che sono passati attraverso il suo contatto, l'ha resa un'avventura positiva, insomma. Quindi sicuramente questa è una maestra che trasfigura in qualche modo l'amore che lei ha avuto per l'insegnamento e per i bambini. Allora noi adesso rientriamo in questa sala, intanto io mi lascio travolgere da queste travi in legno che scaldano e accolgono qui al Museo d'Arte della Medaglia sul Monte di Buia, che vi consiglio vivamente di venire a visitare, quindi molti arrivano in bicicletta, ma qui gustatevi la mostra che va avanti sino al 31 ottobre e si può visitare il sabato e la domenica mattina e anche al pomeriggio dalle 16 alle 19. Sì. Ho detto bene? 16-19 nel pomeriggio. Ecco, quindi l'auspicio è che magari ci sia un prolungamento di questa... Ce l'auguriamo tutti, anche perché le scuole hanno bisogno di tempi, l'università della terza età ha bisogno di tempi, no? Tempi di avvio che adesso sono consolidati, diciamo, e quindi permetterebbero una visita più adeguata e quindi nel breve tempo che manca per la chiusura non è detto che si riesca a fare tutto e certamente sarebbe auspicabile che si potesse andare avanti ancora un poco. Allora, grazie per il suo supporto. Sindaco, io le auguro una buona giornata, ci rivedremo. Grazie, saluto appunto lei, telespettatori, anche Telefriuli, per l'opportunità che ci avete dato di visitare, di fare partecipi anche appunto tutte le persone che ci stanno seguendo e naturalmente faccio anche mio questo augurio sia per il prolungamento della mostra, adesso faremo tutte le verifiche necessarie e mi auguro appunto che ciò sia possibile perché è una mostra che merita essere visitata. Il contesto, come è già stato detto, è naturalmente unico. Questa tra l'altro è una costruzione che è stata, diciamo, fatta nel rispetto anche delle tradizioni contadine, no? È un museo che è fatto di clap, come era proprio una volta e questa mostra tra l'altro evoca veramente delle emozioni immediate per tutti e naturalmente poi nel piano superiore c'è anche il museo della medaglia, quindi un saluto da parte mia di tutta l'amministrazione e vi chiudo con un arrivederci, vi aspettiamo. Grazie Sindaco. E il Sindaco Pezzetta parlava di emozioni e c'è un personaggio che non è stato ancora rappresentato dalla Fanzutto, ma secondo me non manca tantissimo che la Fanzutto lo rappresenti. E questa è un'altra Pezzetta, Elena, che saluto e ringrazio, è la mamma di un certo... Jonathan Milan. Cosa ha combinato nelle ultime ore? Allora io faccio giusto una piccola premessa, a me fa molto piacere essere qua perché Anna Maria Fanzutto è stata la mia maestra alle elementari, per cui mi fa veramente una particolare emozione essere qui e parlare di mio figlio in una
ambiente dove la mia maestra, insomma, ha lasciato e lascerà un segno, insomma, no? Senti, Elena, dicevamo di questa, stiamo parlando di arte, ma come non parlare del mitico Jonathan a poche ore da quel bellissimo argento? Sì, beh, Jonathan ha dimostrato come lo scorso anno, ma anche quest'anno e anche con l'ultimo risultato di ieri, ha dimostrato che l'impegno e la costanza premiano. Lui ha dato tutto se stesso per il gruppo della nazionale, ha cercato di fare, ha fatto assolutamente il meglio per il gruppo e nella prova di ieri ha superato il suo tempo, per cui meglio di così non poteva fare. Lui porterà a casa un argento, ma sembrerà una frase fatta, ma per noi è un oro quello che Jonathan porterà a casa. Sappiamo che per lui questo sarà comunque un punto da cui dovrà continuare a lavorare per raggiungere l'obiettivo della medaglia d'oro nella sua specialità. Ogni esperienza di questo tipo portano a casa, creano comunque un bagaglio che ti aiutano a crescere e ogni volta lo vediamo tornare a casa un pochettino più maturo, un po' più grande, perché le soddisfazioni e le piccole cose che sono da aggiustare ti aiutano a crescere e a migliorare sempre, no? Grazie a Elena Pezzetta. Io voglio salutare il presidente della Probuia, Stefano De Bellis. Grazie per l'opportunità che avete dato alla nostra emittente. Ci vediamo presto. Grazie a voi e a presto, e venite a visitare il museo assolutamente. Io ringrazio la nostra Chiara Miscoria per il supporto tecnico. Noi continuiamo a vivere assieme a voi il nostro amato territorio friulano. Alla prossima. Questa trasmissione è stata offerta da TS Traction and Service.